Un saluto a tutti, bentornati nei nostri studi per questa nuova puntata del Buonasera che dedichiamo al premio e al Festival Andersen edizione 2018 che quest'anno sarà ospitata a Sestri Levante dal 7 al 10 giugno prossimi. Presenteremo in particolar modo alcuni degli eventi collaterali che fanno parte di questa edizione del premio e del festival. Il premio è giunto alla sua 51esima edizione e torna ad essere centrale in questa manifestazione che viene ospitata dalla Bimare, mentre per quanto riguarda il festival siamo arrivati a 21 edizioni. Allora, iniziamo proprio a parlare del premio, dicevamo 51esima edizione, una giuria naturalmente d'eccellenza con tante iscrizioni che si sono avute, tanto che nel corso di questi ultimi mesi anche il tempo per poter aderire è stato prorogato e questo dà proprio anche la cifra di quante persone aderiscono al premio letterario Hans Christian Andersen. Veniamo invece al festival che presenta in calendario numerose manifestazioni, numerosi appuntamenti. Si parte il 7 di giugno, poi ci sarà naturalmente l'appuntamento principe, quello del mattino, con tutte le scuole che sfileranno per le vie della città. D'altra parte Sestri Levante è la città dei ragazzi e il premio e il festival sono proprio due appuntamenti a loro dedicati, a loro e alle loro famiglie che riempiranno la città dei due mari. Dunque veniamo agli appuntamenti in Baia del Silenzio. La programmazione sarà aperta venerdì 8 giugno alle 18:30 con la presenza di Marco Cellucci, che è un giovane youtuber. Attraverso di lui si potrà scoprire l'universo dei giovani personaggi dell'intrattenimento che oggi si conoscono grazie ai nuovi media. Marco Cellucci inizia a muoversi nella rete nel 2015 con i primi post su Instagram e quindi sarà l'occasione per conoscerlo e conoscere il suo mondo. Alle 19:30 Archi all'Opera con l'ensemble del Teatro Carlo Felice di Genova in un concerto omaggio a Gioacchino Rossini. Alle 21:30, dopo lo straordinario successo del suo nuovo album A casa tutto bene, che lo ha imposto come uno dei maggiori narratori in musica del nostro paese, ci sarà la presenza di Brunori che appunto aprirà di fatto lo spettacolo serale, le manifestazioni serali, l'appuntamento alle 21:30. Questo per quanto riguarda venerdì 8 giugno. Poi veniamo a sabato 9 giugno, 18:30, l'appuntamento è col Festival della Scienza, Happiness, come stare nello spazio-tempo, dunque un momento per porsi alcune domande esistenziali, soprattutto sulla felicità, che cos'è la felicità. Alle 19:30 ci sarà la presenza di Lidia Ravera che racconterà, a partire dal suo ultimo romanzo, Il terzo tempo, racconterà la memoria del 68 di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario, dunque una riflessione su una stagione che incide ancora oggi sulla realtà contemporanea. Alle 21:15 l'Andersen Festival ospiterà la prima tappa del tour Dente e Guido Catalano contemporaneamente insieme anche d'estate, uno spettacolo inedito e originale con la regia di Lodo Guenzi dello Stato Sociale. E alle 23 un tuffo nella dance anni 80 vista dal New Quartet, questo dicevamo alle 23. Naturalmente gli appuntamenti poi durante la giornata sono tantissimi, appuntamenti anche di piazza, la presenza di laboratori e così via, dedicati appunto ai bambini e alle famiglie, ma tutto questo sul sito internet dell'Andersen Sestri, appunto si possono trovare tutti i vari elementi. Ma veniamo alla giornata poi di domenica, 10 giugno, con un appuntamento clou, perché infatti quest'anno c'è una sezione dedicata alla Siria, in particolar modo il tema I figli della guerra, Siria, un inferno senza fine. Alle 18:30 di domenica 10 giugno ci sarà la possibilità di incontrare Medici Senza Frontiere e Diego Manzoni, che è un anestesista di Medici Senza Frontiere che racconterà la sua esperienza proprio in Siria. Abbiamo intervistato un rappresentante di Medici Senza Frontiere in Liguria che ci ha raccontato proprio l'importanza dell'associazione naturalmente in tanti paesi del mondo, ma soprattutto la figura di Diego Manzoni e di quello che appunto racconterà, che porterà come testimonianza a Sestri Levante. Lo ascoltiamo.
Al premio Festival Andersen ci saranno anche i volontari di Medici Senza Frontiere con varie iniziative. Iniziamo proprio dalla vostra presenza fisica e quindi, come dire, anche per portare le informazioni alle persone che saranno numerose, che gireranno per Sesti Levante. In che modo lo farete? Allora, saremo presenti il 9 e il 10 giugno con il nostro banchetto informativo, che sarà uno stand informativo e con merchandising di Medici Senza Frontiere. Saremo nella piazza del Comune, ci saranno i volontari di Genova, i volontari appunto di Medici Senza Frontiere, che racconteranno quello che fa Medici Senza Frontiere sul campo e avranno la possibilità di parlare con appunto tutte le persone. Avremo anche la possibilità di mostrare effettivamente cosa fa Medici Senza Frontiere tramite dei visori a 360 gradi di ultima generazione. Come funziona? Indossandoli le persone verranno direttamente inserite all'interno della nuova campagna umani, e potranno vivere appunto con quello che fanno i medici e gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere sul campo. Saranno immersi a 360 gradi nel nostro mondo. E poi ci saranno dei momenti aperti a tutti di laboratorio. Cosa succederà? Come funzioneranno questi momenti? Allora, il Festival Andersen è dedicato ai bambini e noi abbiamo portato dei laboratori appunto dedicati a loro, curati da Umberto Dogliotti, che ci saranno sia sabato che domenica dalle 14:30 fino alle 18. Saranno laboratori relativi comunque alla campagna umani, quindi i bambini verranno portati a analizzare e a pensare a quello che accade nel mondo e soprattutto a parlare, esprimere le loro emozioni legate soprattutto ai temi della guerra, della fuga e della povertà. Come i bambini oggi si fanno toccare da questi temi così grandi rispetto a loro? I bambini si fanno toccare più degli adulti, non sembra impensabile, però i bambini si fanno toccare molto, soprattutto qui all'Andersen. Noi siamo presenti all'Andersen ormai da svariati anni, siamo partner solidali da molti anni e i bambini sono veramente la base, i bambini si fanno toccare veramente tanto, quasi più degli adulti a volte. Anche perché poi si va a riflettere sulla situazione di molti bambini che vivono veramente delle situazioni drammatiche in giro per il mondo, tra questi c'è la Siria, e ci sarà un momento proprio durante l'Andersen dedicato a questo, ce ne puoi parlare? Esattamente, il momento clou della presenza di Medici Senza Frontiere qui all'Andersen sarà in Baia del Silenzio, alle ore 19 di domenica sera, dove Diego Manzoni, che è un anestesista di Medici Senza Frontiere, parlerà assieme a Stella Pende, giornalista, della situazione in Siria. In particolare Medici Senza Frontiere vuole portare la testimonianza dei suoi operatori umanitari, come appunto Diego, alle persone per appunto raccontare quello che hanno visto e quello che viene fatto dai nostri medici. Diego Manzoni è uno dei rappresentanti della campagna Umani, potete trovare le sue parole appunto sul nostro sito e trovare la sua videotestimonianza. Se avete voglia potete venire qui all'Andersen per appunto scoprire meglio e incontrarlo di persona, eventualmente parlare con lui e discutere delle sue emozioni e appunto di quello che ha provato quando era in missione. Quanto è grande oggi la rete di Medici Senza Frontiere? Medici Senza Frontiere opera in più di 80 paesi al mondo, ci sono diverse realtà, la realtà italiana, la realtà belga, la realtà francese, e praticamente in un sacco di paesi ci sono volontari che quindi come me operano perché vogliono portare la testimonianza direttamente nella propria città, e poi ci sono gli operatori umanitari che invece agiscono come medici, infermieri, logisti, quindi architetti e ingegneri, che portano appunto tutto il loro lavoro direttamente sul campo dove c'è più bisogno. La rete è molto grande, molto vasta e opera con un'efficienza massima. Tu fai parte del gruppo di Genova, dicevamo all'inizio, la Liguria in questo come rientra e quali sono i bacini anche di azione? Allora, in Liguria è attivo il gruppo di Medici Senza Frontiere, il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere ormai da anni. Abbiamo sede in Piazza dei Marini a Genova e però sono attivi anche moltissimi operatori umanitari che ci vengono a trovare e ci raccontano le loro testimonianze. Recentemente è venuto un nostro operatore, un nostro amico operatore, che ci ha raccontato appunto tutta la sua lunga missione di più di un anno e ci ha trasmesso quello che ha provato, e anche in maniera appunto molto soggettiva e particolarmente efficace. Nel tuo caso come sei entrato in contatto con Medici Senza Frontiere e che cosa hai fatto fino ad oggi? Allora, io sono studente di medicina e sono entrato in contatto con Medici Senza Frontiere nel periodo dell'Ebola. Mi interessava quello che stava accadendo in quel momento, ho seguito una lezione di malattie infettive e poi sono andato a parlare direttamente con dei medici che erano stati sul campo e avevano trattato appunto malati di Ebola.
Mi è interessato molto soprattutto la parte della testimonianza, del portare sì l'aiuto nel paese, ma anche raccontare quello che è stato fatto, e da lì mi sono appassionato e mi sono legato al gruppo. Io attualmente sono vice coordinatore del gruppo e ufficio stampa, quindi gestisco un pochino i rapporti con giornalisti e stampa, ed è una cosa che secondo me è molto, diciamo, mi sta aiutando molto. Invito tutti, se hanno voglia, a partecipare come volontari al nostro gruppo di volontari di Genova o ad un gruppo che è disperso, ce ne sono praticamente in tutta Italia. Quindi è una bella esperienza e soprattutto formativa, e che ti fa conoscere un sacco di belle persone. Allora, in conclusione, diciamo che la gente vi può incontrare al Festival Andersen, diciamo dove, in quali giorni e orari? Allora, noi come gruppo saremo dalle 11 alle 22 in Piazza del Comune con il nostro stand informativo e i nostri visori, ci saranno anche laboratori, mentre la domenica sera alle 19 l'appuntamento è qui in Baia del Silenzio con Diego Manzoni e Stella Pende per parlare appunto di Siria. Dunque spettacoli, giochi, laboratori, ma anche momenti di riflessione importanti all'edizione 2018 del premio del Festival Andersen. Andiamo ora ad ascoltare un'altra associazione protagonista di un evento collaterale della manifestazione, che è il gruppo dell'atletica Entella Running, che organizza per sabato 9 giugno l'Andersen Baby Run, dunque una corsa nella quale saranno protagonisti i più piccoli, i bambini, con il via da Piazza Bo alle 9:45. In questi giorni i membri dell'atletica Entella Running hanno incontrato le scuole di Sestri Levante proprio per avere la maggiore partecipazione possibile, non solo dei bambini ma anche delle famiglie che faranno il tifo e che dunque saranno presenti, pensiamo, in grande numero sul lungomare di Sestri Levante. Un'occasione per il gruppo anche per farsi conoscere. In autunno partiranno i corsi che quest'anno vedranno anche la possibilità di utilizzare la pista di atletica recentemente inaugurata al Parco Mandela di Sestri Levante, e di qui poi l'appuntamento principe dell'anno per il gruppo sportivo che è l'Andersen Run. Andiamo allora a sentire il vicepresidente di questa associazione, che ci presenta dunque un altro appuntamento collaterale del Festival Andersen. Un'altra iniziativa collaterale del premio e Festival Andersen sarà la Baby Run, l'Andersen Baby Run, dedicata ai più piccoli, e ne parliamo con il vicepresidente dell'atletica Entella Running. Di che cosa si tratta, quando si terrà e come l'avete organizzata? Allora, si tratta di una gara podistica dedicata ai più piccoli, è stata organizzata per sabato 9 giugno, è proprio dedicata ai bambini più piccoli, quindi a tutti i bambini che hanno un'età inferiore a partire dall'anno 2006. Verranno divisi in batterie in base alla fascia di età per far correre in maniera omogenea questi ragazzini. E alle 9:15 di appunto sabato 9 giugno raccoglieremo le iscrizioni e le gare partiranno alle 10:30. Il percorso è molto veloce perché appunto si tratta di bambini molto piccoli, quindi comunque partirà da Piazza Bo, dove vengono raccolte le iscrizioni, e arriveranno fino a qui in Piazza Matteotti davanti alla sede del comune, dove ci sarà l'arrivo e poi la premiazione. A tutti i partecipanti verrà data una maglietta a ricordo e una medaglia proprio dedicata all'evento. Verranno dati dei premi e dei gadget a tutti, e poi la società offrirà una merenda a tutti i bambini presenti. Quanti metri correranno? Correranno per circa 500 metri, nel senso che comunque non è una manifestazione competitiva, quindi non c'è proprio il percorso cronometrato preciso, però comunque solo per far divertire i più giovani, i più piccoli, e avvicinarli all'atletica, atletica che appunto la nostra società da sempre è molto attenta al settore giovanile e porta avanti appunto dei corsi proprio per i più giovani. All'Andersen non è la prima volta che partecipate? Allora, l'Andersen è la terza edizione consecutiva che facciamo a grandi linee sullo stesso percorso, e ogni anno abbiamo visto crescere il numero dei partecipanti, fino ad arrivare all'anno scorso con circa 100-120 partecipanti sulle fasce di età con le 3 gare. Noi parliamo di Festival Andersen come momento di divertimento, di attrazione per i più piccoli. La corsa è divertimento, può essere divertimento? Allora, l'impressione che ho, cioè io quando ero piccolo per me la corsa era un divertimento, l'impressione che si ha è che i bambini sono molto competitivi, forse più competitivi dei grandi, però la corsa la vedono come un momento di svago, un momento di gioco, vissuta con competitività, perché comunque quando sono all'arrivo vogliono vincere, però comunque è un divertimento, cioè li vedi che quando arrivano hanno il sorriso
sorriso sul viso, ed è quello che ci sprona ad andare avanti e portare avanti questa manifestazione, che comunque è impegnativa, perché comunque prevede di fermare il traffico, chiudere le strade per pochi minuti, però comunque è impegnativa anche per noi, però ne vale la pena, nel senso, vedere un bambino che sorride all'arrivo di una gara comunque è sempre una grande soddisfazione. Dalla partenza all'arrivo qui dal comune quali vie saranno interessate? Allora, se i vigili manterranno come gli altri anni solo il pezzo di passeggiata, quindi arrivare alla rotonda, ma praticamente viene chiuso il traffico solo per pochissimi minuti, nel senso che con giusto il tempo di far arrivare i bambini, che ci mettono 5 minuti, poi viene riaperto il traffico, e quindi l'impatto per il traffico è veramente, negli anni passati è stato veramente nullo, pochi minuti. Per questa giornata quante persone della vostra associazione saranno impegnate? Allora, il sabato saranno impegnate circa almeno una ventina di persone, almeno una ventina di volontari per gestire i bambini. Ci sarà un apripista, un chiudipista, il controllo su tutti gli incroci, sempre con l'ausilio dei vigili urbani e comunque delle forze dell'ordine, che comunque ci devono essere, però comunque noi saremo almeno una ventina a gestire iscrizioni, premiazioni e tutto quello che serve. Questi giorni siete stati impegnati anche nelle scuole? Questi giorni siamo stati impegnati nelle scuole, perché a tutti i bambini del plesso di Sestri Levante viene consegnato praticamente l'informativa che ci sarà questa gara sabato 9 giugno. La vostra società, possiamo presentarla? Allora, la società è una società abbastanza giovane, perché è stata fondata nel 2013, e appunto Atletica Entella Running, ha sede a Chiavari, ed è composta da un settore giovanile. Il settore giovanile organizza dei corsi già ora a San Salvatore presso il CAP, e in futuro da settembre-ottobre questi corsi verranno portati anche nella nuova pista presso il Parco Mandela, dove istruttori federali organizzeranno dei corsi per chi ovviamente si vorrà iscrivere e fare questi corsi. Le categorie saranno dai più piccoli fino ad arrivare agli esordienti, quello che permette quindi la pista e tutto quello che abbiamo intorno al parco. E poi la società ha anche un folto gruppo di amatori, che sono tutti gli adulti ai quali piace correre, che ci sono delle persone che corrono da tanti anni, che corre da poco, chi inizia a correre, e siamo oltre tra i 70 e le 80 persone. E organizziamo allenamenti condivisi, siamo un bel gruppo abbastanza unito, cioè con uno zoccolo abbastanza unito. La scomparsa della pista di atletica da Chiavari sicuramente è stato un problema in questi anni, come ve la siete cavata? Ce la siamo cavata sul territorio, nel senso lungo Entella, piuttosto che Lavagna, piuttosto che i nostri monti, che sono tutti bellissimi. Abbiamo tutto Punta Manara, abbiamo Punta Baffi, quindi comunque le possibilità di correre ci sono. Ovviamente il fatto che a Sestri adesso ci sia una pista d'atletica con un fondo gommato, anche se da 200 metri, aiuta molto a chi ha voglia di correre e di allenarsi su una pista di atletica, che dopo Chiavari non era più possibile qui nelle nostre zone. Il sogno di tornare a Chiavari c'è sempre, l'amministrazione su questo qualcosa aveva detto, c'è sempre però l'idea. Vedremo che cosa verrà fuori, nel senso, noi comunque siamo presenti sul territorio, perché appunto come società siamo a Sestri, a Lavagna, abbiamo persone di Rapalla, abbiamo addirittura 2 atleti di Livorno che sono iscritti con noi, che sono triatleti, quindi comunque la società più possibilità ci sono, più possibilità diamo alle persone che vogliono correre, anche non solo della nostra società, ci sono anche altre società, di avere delle strutture da poter utilizzare, che comunque anche la struttura qui a Sestri, se si va a vedere, c'è sempre qualcuno che corre. Quindi ricordiamo, come diceva, quindi settembre-ottobre la partenza dei corsi qui a Sestri Levante, poi ci sarà in autunno l'Andersen Run. Allora, l'Andersen Run è il nostro evento principe, e sarà appunto il primo weekend di ottobre, il 6 e il 7 quest'anno, e si compone principalmente di 5 gare più una. Allora, a sabato le gare sono a sabato pomeriggio, sono più che altro dedicate ai trail, e ci sono 2 trail, uno competitivo e uno non competitivo. Quello non competitivo è il giro della Mandrella di Punta Manara, e lo possono fare tutti, considerando che comunque i sentieri di Punta Manara hanno una difficoltà oggettiva, nel senso che non si può andare con un passeggino, piuttosto che nel senso che comunque sono sentieri tra virgolette di montagna. E poi c'è una gara competitiva che invece interessa Punta Manara e Punta Baffe, e ha 22 km con 1200 metri di dislivello positivo. È una gara abbastanza dura, anche se corta, nell'ambito delle gare trail. Alla domenica invece sono previste la gara principe, che è alla 5ª edizione, che è una mezza maratona, che interessa Riva e Sestri Levante, e si snoda sui classici 22 km rotti della mezza maratona. Poi abbiamo una 10 miglia competitiva, che appunto 10 miglia sono circa 10 km e mezzo, che è mezzo
mezzo percorso della maratona. E poi una gara dedicata alle famiglie, la Family Run, che fa solo il giro della passeggiata di Sestri, dedicata appunto alle famiglie. Lì possono venire veramente tutti. La cosa caratteristica delle nostre gare della domenica è il passaggio in baia, perché noi comunque ogni anno siamo riusciti a proporre il passaggio in baia, dove gli atleti, sia nelle gare competitive ma anche nella Family, riescano a correre a 1,5 metri dall'acqua, perché predisponiamo una passerella dove tutti gli atleti possono correre. In conclusione, torniamo al 9 giugno al Festival Andersen, ricordiamo l'appuntamento, ma invitiamo anche le famiglie a venire a vedere i ragazzini, a riempire insomma il lungomare. Certamente devono venire a fare il tifo, perché i ragazzini sorridono ancora di più se ci sono i genitori e i familiari che fanno il tifo ai ragazzini, perché poi lo spirito di una gara sportiva così dedicata ai bambini è proprio perché sono eventi dedicati alle famiglie, quindi più persone ci sono, più famiglie ci sono e più l'evento riesce, ed è divertente per tutti, perché comunque anche da genitore vedere correre i miei figli, arrivare con il sorriso, se loro provano soddisfazione e sono contenti, altrettanto ce l'ho io, quindi comunque sicuramente l'invito deve essere esteso alle famiglie. E poi il Festival Andersen secondo me è proprio una festa dedicata alle famiglie, quindi è da vivere tutta, nel senso tutti gli eventi che ci sono vanno vissuti. Bene, siamo giunti in conclusione, ricordo l'appuntamento con il premio e Festival Andersen di Sestri Levante dal 7 al 10 giugno 2018. Grazie per averci seguito, con il Buonasera ci ritroviamo domani puntuali alle 20, arrivederci.